polemica in arrivo da Mamoiada, da dove parte una diffida sull'uso improprio di immagini o maschere dei mamutones. La protesta di comune e delle associazioni storiche che hanno portato le celebri maschere in tutto il mondo. Sentiamo Graziano Cano. Le foto dei mamutones per promuovere carnevali ai quali non sono stati neanche invitati, o gente vestita con le loro maschere fatte sfilare a beneficio di qualche turista che non sa che chi ammira non arriva certo da Mamoiada. Così dal paese barbaricino parte una formale diffida firmata dal comune, dalla cooperativa Viseras che gestisce il Museo delle Maschere e dai due gruppi storici di mamutones e isocadores che quelle maschere le hanno portate in tutto il mondo. Il marchio è registrato, non sarà consentito più alcun uso improprio. Sì, ultimamente siamo venuti a conoscenza che diverse associazioni, enti hanno utilizzato l'immagine delle nostre maschere per promuovere eventi sacre e feste, senza contattare le associazioni che da anni stanno portando avanti queste nostre tradizioni, che sono l'associazione turistica Prolocco, il gruppo Azzeni Beccoi e il Museo delle Maschere. Signor Sindaco, Mamoiada ha puntato molto e continua a puntare molto sui mamutones, adesso proprio come timbro di garanzia nasce anche il marchio. Sì, il marchio ha proprio questo significato e identifica con grande precisione la cultura e le tradizioni forti della nostra comunità. Lo stesso marchio è anche denominazione comunale attribuita ai prodotti locali dell'agroalimentare e dell'artigianato di qualità. Da questo punto di vista sicuramente anche una garanzia per i consumatori e per gli acquirenti.